28.01 per Davide Casarin, Lorenzo Gori 28.33, Jacopo Fratter 28.84, questo nelle prime due vasche di gara. Ancora lunga la strada per arrivare alla conclusione di questi 400 stile libero. Davide Casarin però sembra voler mettere subito in chiaro qualcosa in questi primi 100 metri. Si impone al passaggio con 57,95 davanti a Lorenzo Gori che vira in 59,33 a 1 secondo e 38 centesimi. C'è poi Fratteri in terza posizione, anche lui sotto il minuto, 59,81 a 1 secondo e 86. Tutti atleti classe 95 in questa prima serie ragazzi dei 400 stile libero. Casarin ai 150 metri ancora al comando, 1:28,15, ha accumulato ancora un po' di vantaggio in queste due vasche intermedie da gestire nelle prossime 10 vasche che lo attendono prima della conclusione dei 400 stile libero. Intanto invitiamo sul piano vasca gli atleti della quarta serie junior. Davide Casarin a metà gara sotto i 2 minuti, 1:58,79, Fratter Gori rispettivamente in seconda e terza posizione. Siamo alle 10 vasche, ai 250, ormai sembra incolmabile il vantaggio di Davide Casarin. Jacopo Fratter in seconda posizione, ancora Lorenzo Gori al terzo posto, è vicino però Riccardo Daniel, dunque ancora aperta la battaglia per le medaglie d'argento e di bronzo. Prenota la vittoria Davide Casarin che vira ora ai 300 metri di gara, per lui il passaggio di 3:00,02. Primato miglior tempo fino a questo momento Alessandro Franceschin 4:16,31. Due vasche alla conclusione per Davide Casarin, 3:30,72 il passaggio per l'atleta targato Mirano Nuoto, lanciato verso una prestazione cronometrica di alto livello tecnico. Andiamo a vedere il responso cronometrico del vincitore dei 400 stile libero ragazzi, Davide Casarin, 4:00,63 per lui che vantava un 4:02,90 di iscrizione. Si migliora e va alla vittoria davanti a Jacopo Fratter, 4:09,86. C'è Lorenzo Gori per la terza posizione, 4:11,00. Poi Daniel che chiude al quarto posto. Conclusa anche la serie